La città di Udine ha molte bellezze, come ben sappiamo noi che viviamo qui da sempre, ma la scoprono anche gli abitanti italiani. Con il tempo la città di Udine è sempre di più diventata punto di riferimento turistico. Abbiamo due signore che vengono da Perugia. Una è perugina nel vero senso della parola, la seconda è una perugina udinese, diciamo, che ritorna in patria. E cominciamo con Donatella, che viene da Perugia, per chiederle la scoperta di questa città. Con tutta questa venezianità di cui abbiamo parlato, pensando a Tiepolo e a tutte le altre cose che sono punto di riferimento della città, pensando al castello e l'italianità allo stesso tempo di questa città. Sì, infatti sono stata molto meravigliata da questa sovrabbondanza di stili che hanno le vie, i monumenti, le chiese. Infatti molta impressione la chiesa che abbiamo visto, che non lo so. Che è la Purità? Sì, che veramente dà una sensazione di sovrabbondanza, di cattivo gusto, almeno per quanto mi riguarda. E allora sta parlando del Duomo. Sì, di cattivo gusto, in cui ci sono tutti questi barocchismi, tutte queste compenetrazioni di stili che alla fine non riusciamo a capire veramente l'intensità della... Però ci sono tanti momenti storici e quindi ognuno ha lasciato un segnale. Invece mi piace moltissimo questa piazza, le vie, il fatto che Venezia ha dato proprio veramente a questa città un modo di dire una seconda Venezia. Vogliamo fare una seconda Venezia. A me sembra una piccola Venezia, cioè una Venezia che gli hanno dovuto dare anche per esempio le pietre rosa, grigie, la disposizione degli archi, le rifiniture, sono qualcosa che si rivede nella piazza di San Marco e anche nelle viuzze, e le case messe uno vicino all'altro, attaccate, le piazze, insomma. Chi conosce Venezia, come hai detto tu, qui rivedi tanto. E poi ci sono i simboli, il leone, i mori, cioè veramente sembra che la Serenissima ha voluto dare, questa è il nostro territorio, questa è la nostra regione, vogliamo che sia uguale a noi. Poi tu hai detto una cosa importante, hanno portato la ricchezza, perché naturalmente i veneziani era una città marinara e aveva tante possibilità, cosa che Udine non ce l'aveva. Hanno voluto dare anche qualcosa a Udine. Del resto 1420-1797 sono secoli importanti. Sono secoli importanti, sono quasi 300 anni, più di 300 anni, in 300 anni si fanno tante cose, voglio dire, no? Si fanno tante cose, anche in bene. Io penso che abbia fatto questo, hanno voluto la Repubblica Veneziana. Per quanto riguarda il mio gusto personale, io sono umbra e di conseguenza la mia regione e la mia città è etrusca, romana, non ci sono tutti questi capitelli, non ci sono tutti questi girigogoli, abbiamo proprio veramente l'arco etrusco che è da 4500 anni, sta lì in piedi senza il cemento, abbiamo una fontana maggiore bellissima che è nel 1200 è ancora è in piedi. Ci sono tante cose che praticamente anche per quanto riguarda il mio gusto è molto diverso da questo. E allora la sfida di Udinese Life è questa: ci mandi Donatella alcune immagini di Perugia e le commenti tu e noi racconteremo l'Umbria e magari diventerà anche un veicolo di promozione di questa splendida regione italiana che noi peraltro amiamo tanto. E andiamo con Maria Luisa Cini, che ha scritto anche un libro. Lei è un udinese di ritorno, diciamo, perché anche se è nata a Roma è vissuta molti anni a Udine, ora sta da 30 anni a Perugia. Sei tornata a vedere la città. Ora, guardando via Mercato Vecchio, tu ci dicevi quanti cambiamenti vedo. Parecchi, devo dire parecchi. Questa era una delle mie vie preferite, anche via Manine, piazza Primo Maggio, e ho trovato diversi cambiamenti. Rimane comunque una via bellissima, una zona bellissima. Se tu dovessi scegliere un luogo dove vivere a Udine, cosa sceglieresti? Piazza Matteotti, via Mercato Vecchio o altre zone? Via Manine. È la mia via assolutamente preferita. E ricordi la mamma?
e ricordi della mamma, della mia gioventù, della fanciullezza, senz'altro. Maria Luisa Cini è anche autrice di un libro e quindi noi non la lasciamo andare via senza che ci parli del suo libro, che è un libro che ha un retrogusto di cristianità, di cultura cristiana. Assolutamente sì, e questo libro si chiama Come vasi d'argilla nelle sue mani ed è una biografia a 3 mani, perché siamo io, mia sorella Annalisa e mio fratello Gianni che raccontiamo la nostra esperienza dall'infanzia fino a quando a un certo punto la nostra vita è completamente cambiata, non per interventi umani bensì per un intervento divino. E così in questo libro vogliamo dimostrare che ogni persona è importante per Dio e ogni circostanza nelle mani di Dio può essere importante per forgiare il nostro carattere, per forgiare la nostra vita, quindi è un lavoro a 3 mani, diciamo così. Benissimo, grazie. Allora, la sfida con Perugia del ritorno a Udine a visitare altre cose e soprattutto aspettiamo immagini di questa splendida città. Abbiamo anche una regista che non nominiamo ma che viene dalla Bielorussia e vive a Perugia, si chiama Caterina, ma abbiamo detto che non la nominiamo. Mi piace la fotografia. E allora, piacendole la fotografia, la assumiamo immediatamente. Vi do tutto per Udinese Life per trovarci ancora insieme. Ciao. Ciao.